Il cinema per me è un'autentica passione, una passione che mi ha portato in questi ultimi anni a studiare, ad approfondire e a organizzare per il mio circolo e per la città degli eventi. Per quanto riguarda il cinema girato in Polesine, ovviamente ho uno sguardo ancora più intenso e critico, però auspicherei che nel prossimo futuro la narrazione di questo territorio fosse priva di alcuni stereotipi e di alcuni pregiudizi e preconcetti che ho notato in certi film. Il circolo ha una storia lunga, nasce nel 1997 per volontà dell'allora senatore Vittorio Sega, che era appassionato di cinema e che ha portato ad Adria tantissimi registi, persone di cinema e organizzava rassegne importanti, corsi sul cinema. Ricordo in particolare la rassegna Ruggiti dalla Laguna, perché riportava ad Adria i film che erano stati in mostra a Venezia qualche mese prima. Poi con la chiusura dell'ultima sala cinematografica ad Adria l'attività del circolo si è un po' rallentata e poi questa sede dove siamo adesso, che era la sede storica del Circolo del Cinema, era stata chiusa per restauri per qualche anno, per cui l'attività appunto era andata un po' in declino. Poi nel 2018, quando io ho preso in mano il testimone lasciato da Vittorio, è cominciato appunto un nuovo corso dedicando come primo atto, proprio intitolando il circolo che non aveva un nome, l'abbiamo dedicato a Carlo Mazzacurati perché è appunto l'autore della trilogia del Delta. Beh, in una città dove non è attiva nemmeno una sala cinematografica, l'obiettivo principale del circolo è proprio quello di non far perdere la voglia e la passione di cinema, offrendo una sala grande, ovviamente non è una sala di cinema, ma comunque una sala con un grande schermo dove le persone possono venire a piedi, possono incontrarsi qui, parlare, confrontarsi, anche criticare le proiezioni che noi facciamo vedere, ma è comunque un modo di fare cinema, insomma, appunto per dare loro quasi un surrogato, insomma, di quello che è appunto una sala. E poi organizziamo anche molte altre cose, insomma, cioè facciamo delle mostre, presentazioni di libri, incontri, approfondimenti. E per non dimenticare che durante la stagione estiva abbiamo il cinema all'aperto. Ad Adria abbiamo un importantissimo museo archeologico nazionale con delle collezioni preziose di etrusche, greco e romane. Per valorizzare questo museo e per valorizzare anche il cinema archeologico, che ovviamente è un cinema dei film che non si vedono né al cinema né in TV, facciamo per la prima volta questo festival, che spero non sia solo una sola edizione, una prima e unica edizione, per proprio divulgare il tema dell'antico, però con film autoriali e con un proposito proprio rivolto a un pubblico il più generalista possibile. Beh, ricordo molto volentieri un'esperienza di alcuni anni fa, l'inizio proprio del nuovo corso del Circolo del Cinema, quando appunto non avevamo la sede, che abbiamo portato il cinema alle scuole. Abbiamo fatto un corso di introduzione al linguaggio cinematografico, sempre con lo stesso docente universitario. I ragazzi hanno potuto cominciare a capire il linguaggio con delle lezioni proprio dentro la loro scuola. Il progetto è nato perché abbiamo vinto un bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo che prevedeva appunto la digitalizzazione e noi abbiamo pensato di fare una raccolta di supporti di pellicole e cassette VHS, amatoriali però, girate da amatori,
dagli anni 50 agli anni 70. E in questo siamo stati supportati da Home Movies di Bologna, che hanno creato l'Archivio Nazionale dei Film di Famiglia, e noi appunto con questo progetto abbiamo creato invece l'Archivio Polesano dei Film di Famiglia. L'importanza dell'archivio è proprio nel recupero non solo della memoria, ma anche proprio per vedere la trasformazione del paesaggio, per esempio, la trasformazione del modo di vivere della gente, del modo di vestire, anche di giocare, di divertirsi proprio. E io spero che anche il progetto, che è ancora in evoluzione questo, perché spero appunto che altri donatori che abbiamo già individuato ci diano il loro materiale, bisognerà trovare i fondi per poi appunto realizzare la digitalizzazione. Ho conosciuto Carlo Mazzacurati in più di un'occasione. Una volta alla presentazione di un suo film, un'altra era stato premiato, e da allora però ho mantenuto un contatto, perché in realtà avrei voluto come dire, fare dei progetti. Allora ero direttore dell'ente parco del Delta del Po e avevo in mente delle cose da fare, ma lui aveva evidentemente altri impegni. Era una persona molto affabile, molto gentile, un po' timido, gli piaceva più ascoltare che parlare. Mi ricordo che mi chiedeva spesso del mio lavoro. Poi ho conosciuto molto superficialmente Claudio Copellini, mi è stato presentato da dei docenti dell'Università di Padova. E lui ha fatto per noi una breve presentazione di un suo film. Continuo a mantenere un buon rapporto, direi quasi amichevole, con Antonio Padovan, che ha girato tra Villanova Marchesana, Crespino e il film Grande Passo, di cui lui è regista e sceneggiatore. Con lui ho condiviso appunto la presentazione del suo film sia a Rovigo, durante la manifestazione del Maggio Rodigino, e sia l'ho portato con me in Croazia, a Rovigno, è una città gemellata con Adria, che ogni anno organizza il Festival del Cinema Italiano. Tra l'altro questo festival, sì, lo organizza a Rovigno, ma è un festival che proprio è stato ideato dall'allora senatore Sega, che è appunto il fondatore del Circolo del Cinema, e da qualche anno anch'io partecipo all'organizzazione di questo festival. Lo scorso anno, nell'edizione appunto del Festival del Cinema Italiano, ho portato Antonio Padovan a presentare il suo film, e lui ha raccontato appunto la genesi del suo film. È stata una serata, a detta proprio degli organizzatori, la migliore serata del festival. E Antonio Padova è venuto anche qui al Circolo insieme a Paolo Cottignola. Penso che il paesaggio è stato rappresentato in modo ambivalente. Da una parte molto duro, cupo, sovrastato dalla forza del fiume, e dall'altra invece queste distese che hanno impressionato appunto sia Mazzacurati che altri, pacificanti, accoglienti, colorate, con questi tramonti, con questo orizzonte tra acqua e terra di cui non si vede appunto il limite, a pensarci bene. In film, sia dei film girati negli anni 50, Il grido, Ossessione, La donna del fiume, Scanoboa, fino a Mazzacurati, Notte italiana e La giusta distanza, e ancora quelli più recenti come Delta, a parte Copellini che è un film distopico, come se questo paesaggio, che ripeto da una parte sembra così tranquillo, no? Sereno, pacificatore, in realtà nasconda della drammaticità, nasconda proprio dei pensieri di morte quasi. Penso che un film che bene rappresenta questa ambivalenza sia proprio Notte italiana. È un film che ricordo molto volentieri, è un film ancora attualissimo pur essendo dell'87, però ecco, lì si vede proprio le due facce, no? Il film inizia con una morte, no? Quest'auto che va nel fiume, lo stesso protagonista viene minacciato di morte, però dall'altra parte
quando lui cammina nei Pioppeti, e poi è bellissima la scena, quando lui insieme ai ragazzini rincorre le oche, ed è di una poesia incredibile. Quindi ecco, questi due aspetti. La potenza evocativa delle immagini è sempre un ottimo mezzo per raccontare anche un territorio. Io però vorrei che il Polesine fosse raccontato in modo giusto, cogliendone proprio l'essenza che è un divenire, che è sempre in divenire. Nel passato, appunto, non mancavano gli stereotipi, non mancava una descrizione, appunto, sempre di terra di miseria, e credo che ci voglia del tempo per studiare un territorio e quindi ci vorrebbe pazienza per capirlo meglio e per raccontarlo magari nel modo giusto.